Seconda edizione del Business Coaching Days Confalonieri. Un imprenditore vocato ormai a quella che è la conoscenza e delle professionalità, noi le definiamo così. Un bel impegno. Sì, un bel impegno organizzativo e mantenere fede a quello che è stato il nostro obiettivo dell'anno scorso, e cioè creare un momento di confronto e di formazione e di informazione su quelli che sono tanti argomenti che alle aziende interessano. Creare rete, creare sinergia con altre entità operative sul territorio che poi alla fine danno dei risultati soddisfacenti. Perché? Perché ci si completa. Ma sicuramente noi abbiamo sposato questo progetto perché i nostri problemi, le nostre opportunità sono comunque quelli di tutte le aziende. Allora è giustamente un momento di confronto e incontrare le aziende che potenzialmente sono naturalmente i nostri clienti, però è anche vero che noi possiamo diventare loro clienti evidentemente, e questi 3 giorni è un'opportunità per tutti. Un rapporto quindi, in poche parole, di scambio, anche di conoscenze, e poi soprattutto il servizio dedicato alle piccole, medie e anche grandi imprese, senza necessariamente dover varcare i nostri confini. Abbiamo delle eccellenze qua, possiamo sfruttarle al meglio. Ma questo è un aspetto fondamentale, forse noi a volte non ci rendiamo conto che per sopravvivere nel nostro territorio dobbiamo avere per forza delle eccellenze, evidentemente, sia in termini commerciali, ma sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di professionalità, di conoscenze, e noi basiamo moltissimo la nostra attività di vendita confrontandoci con le aziende, cercando sempre di migliorare quello che è il servizio e non trasformando la trattativa esclusivamente su una questione di prezzo, dove alla fine c'è un limite oltre il quale non possiamo assolutamente andare. Noi sappiamo per certo che la sua iniziativa è stata presa da campione anche all'azienda mandante, quindi diciamo che è una doppia soddisfazione, significa che talune volte a fermarsi un attimino a pensare come migliorare il proprio sistema anche di lavoro può essere proficuo anche per altre realtà. Ma sì, l'anno scorso in realtà ci ha stupito un attimo le dichiarazioni di Renault Italia, dove effettivamente loro appunto hanno affermato che nessun'altra concessionaria in Italia, organizzazione, aveva organizzato un evento di questo tipo abbinato ai veicoli commerciali. Probabilmente è proprio questo il punto, cioè la nostra localizzazione geografica e economica ci spinge a trovare delle iniziative che siano diverse da quello che è la normale contrattazione economica che si ha per vendere un'autovettura piuttosto che un veicolo commerciale, e da qui che sono nate queste idee di confronto e di formazione. Poi se qualche altra realtà locale vuole in qualche maniera duplicare il dispositivo, ben venga, non c'è problema. Appuntamento confermato: da domani 12, 13, 14 aprile la Promocamera ospiterà il Business Coaching Days organizzato da Luca Confalonieri. Sì, grazie. Dunque, come si dice, vi aspettiamo numerosi, saranno 3 giorni molto interessanti, tra l'altro oltre che questo workshop di 12 consulenti, ci saranno anche delle iniziative collaterali di intrattenimento, insomma saranno 3 giorni pieni.